Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Sgominata dalla polizia slovena in collaborazione con quelle italiana e croata, una banda che trasportava illegalmente i migranti dalla Bosnia all'Italia. Per la prima volta sono state rese note anche le cifre che venivano chieste per il viaggio. 4-5 mila euro per il viaggio dalla Bosnia all'Italia. Sentiamo. Dai 4-5 mila euro per il viaggio dalla Bosnia all'Italia e poco più di 300 euro per attraversare la Slovenia dalla Croazia all'Italia. Sono queste le cifre che un'organizzazione criminale di 6 persone chiedeva ai migranti che cercavano di entrare nell'Unione Europea. Le indagini sono state eseguite dal settore criminale del Dipartimento di Polizia di Capodistria e si sono concluse a inizio agosto. La notizia è stata però comunicata solo oggi. Sono stati arrestati un 31enne di Lubiana che insieme a un 33enne della Bosnia-Erzegovina era al vertice dell'organizzazione. Tre sloveni tra i 20 e i 21 anni che si occupavano del trasporto e un kosovaro di 43 anni, sempre portatore dei migranti ma residente in Italia. La perquisizione era scattata il 4 agosto e i due capi avevano precedenti specifici. Il bosniaco era stato condannato nel 2019 sempre per traffico di esseri umani in Slovenia. Nel corso dei controlli sono stati rintracciati cellulari, ora oggetto di indagine per capire se ci sono altre persone coinvolte, e anche della droga, seppur in modica quantità. Sono 3 gli episodi documentati dalle forze dell'ordine, uno concluso con un inseguimento su suolo italiano al termine del quale proprio uno dei componenti della banda, il 43enne kosovaro, era stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Trieste. L'organizzazione criminale usava documenti falsi per noleggiare dei furgoni sul suolo sloveno. Complessivamente ai 6 sono stati contestati 17 ingressi illegali in Slovenia di migranti provenienti da Bangladesh, Iraq, Iran e Afghanistan. Il guadagno è stimato tra i 68.000 euro e gli 85.000 e, come detto, il trasporto costava dai 4 ai 5.000 euro dalla Bosnia e circa 350 euro dalla Croazia, ma è una stima per attraversare la Slovenia. I criminali fornivano anche vestiti, cibo e acqua per il viaggio. Altri rintracci di migranti a Udine, dove ieri sera intorno alle 22:30 in prossimità dell'accesso dell'ex caserma Cavarzerani, i carabinieri hanno rintracciato 3 cittadini extracomunitari, tutti provenienti dal Bangladesh. Si sono dichiarati maggiorenni, senza documenti, in buone condizioni di salute, sono stati accolti e avviati a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da paesi a rischio. Ieri pomeriggio, poi sempre a Udine, ma in Viale Venezia, i militari dell'Arma hanno rintracciato un minorenne di nazionalità tunisina irregolare sul territorio nazionale. È stato affidato a una struttura di accoglienza per under 18. Lo hanno trovato sulla spiaggia di Grado con un tirapugni, una pistola finta e diverse dosi di marijuana pronte per lo spaccio. Così un giovane è finito agli arresti durante i controlli eseguiti dai carabinieri nel giorno di Ferragosto. In 3 si aggiravano con fare sospetto tra gli ombrelloni sulla spiaggia di Grado. Uno di loro è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. È stato trovato in possesso di dosi di droga durante i controlli effettuati dai militari a Ferragosto. Durante la perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto nello zaino della persona arrestata anche un tirapugni e una pistola a giocattolo priva del tappo rosso. Dovrà rispondere anche di porto abusivo di armi e di ricettazione. Il giovane, mentre veniva accompagnato in caserma, ha anche tentato di disfarsi di 9 dosi di marijuana già confezionate e pronte per essere cedute. Controlli più approfonditi hanno consentito di rinvenire nelle sue disponibilità anche 100 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio e 210 dollari americani, che da ulteriori accertamenti sono risultati essere stati asportati nel pomeriggio precedente in spiaggia a un bagnante. Il GIP di Gorizia ha convalidato l'arresto e imposto all'indagato l'obbligo di dimora nel comune di Gorizia e l'obbligo di firma giornaliero. Complessivamente il comando provinciale dei carabinieri di Gorizia nel fine settimana di Ferragosto ha impiegato 129 pattuglie che hanno controllato 670 persone e 139 esercizi commerciali. Dopo l'overdose di 2 ventenni che avevano partecipato a un evento musicale in Piancavallo, il questore di Pordenone ha disposto la sospensione della licenza per gli organizzatori del Picnic Chilometro Zero, non in regola con i requisiti per i pubblici spettacoli. Durante la manifestazione è avvenuto lo scambio di droga tra ragazzi. Sentiamo. Stop fino alla fine della stagione estiva per le iniziative del Picnic Chilometro Zero, dopo che alla vigilia di Ferragosto 2 ventenni pordenonesi erano finiti in overdose, ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Pordenone per un mix di sostanze stupefacenti, dopo aver passato la giornata in quota partecipando all'evento presso la baita dell'Agenzianella, il questore di Pordenone Marco Odorisio ha disposto la sospensione della licenza agli organizzatori della manifestazione per 20 giorni.
Il tutto in seguito agli approfondimenti della polizia, che hanno riscontrato la correlazione tra la festa in montagna e l'overdose dei due giovani, i quali, in compagnia di altri 3 loro amici, sabato 14 agosto avevano raggiunto la località montana e dopo aver assunto birra ai chioschetti si erano messi ad ascoltare musica techno con alcuni DJ che al momento si esibivano sul palco, assumendo in seguito cocaina e metanfetamina acquistata, dopo un passaparola, sul prato alla presenza di molte altre persone. Poco dopo i primi segnali del malessere, acuiti al rientro a Pordenone con il conseguente ricovero in nottata in rianimazione per 2 di loro. Inoltre la società titolare della licenza temporanea, come emerso dalle indagini, non risulterebbe essere stata autorizzata all'occupazione del suolo pubblico con installazione di palco ed altre strutture, così come da una prima visione della documentazione agli atti non risulterebbe essere stato acquisito il vincolante parere della Commissione Comunale per la Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, certificazione espressamente prevista per i pubblici eventi che comportino l'intervento e la presenza di un numero di persone compreso tra le 200 e le 5.000 unità. Ulteriori provvedimenti e sanzioni potrebbero essere adottati dalla Questura in seguito ad altre verifiche ancora in corso. Ancora cronaca, un colpo da oltre 20.000 euro è stato messo a segno in un'abitazione per vacanze a Lignano. I malviventi hanno approfittato dell'assenza di una turista straniera penetrando nel suo alloggio per ferie da una porta finestre che è stata scassinata. Hanno rubato abiti di marca, gioielli e soldi. La brutta sorpresa al rientro, quindi una chiamata al 112 per denunciare l'accaduto. Il titolare di un locale pubblico di Sappada è stato sanzionato per 400 euro per non aver verificato il possesso del Green Pass per alcuni clienti che stavano consumando seduti ai tavoli all'interno. Si tratta di uno dei pochi casi nell'ex provincia di Udine. Le sanzioni elevate, infatti, relativamente al corretto uso della certificazione verde, a oggi sono meno di 10. 2 patenti ritirate, una persona fermata ubriaca in bicicletta e un 23enne che girava in auto senza aver mai conseguito la patente. Questo è il bilancio dell'attività di controllo sulle strade nelle ultime settimane da parte dei carabinieri della compagnia di Sacile. Nei guai con tassi alcolemici tra 1 e 2,15 sono finiti 2 americani della base di Aviano, un pluripregiudicato di Fontana Fredda bloccato sulla 2 ruote per il quale è stato chiesto che il foglio di via del comune di Polcenigo e un giovane di Pordenone fermato per l'ennesima volta senza la patente mai ottenuta. L'auto gli è stata sequestrata. Le 2 travi in acciaio più lunghe al mondo sono state realizzate negli stabilimenti friulani della Cimolai. Misurano 170 metri e pesano 6.500 tonnellate ciascuna. Sono destinate a un'imbarcazione a Rotterdam, impiegati 1 migliaio di persone per oltre 2 anni di lavoro. Vediamo. Sono made in Friuli le travi in acciaio più lunghe del mondo. La Cimolai, azienda pordenonese leader a livello internazionale nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio, ha infatti realizzato per All Seas, una delle maggiori compagnie internazionali nel campo offshore, 2 travi d'acciaio della lunghezza di 170 metri ciascuna, uniche nella loro complessità. Oltre a 1 migliaio di persone ha contribuito a realizzare questo imponente progetto, operando da tutti e 4 gli stabilimenti friulani per oltre 2 anni e mezzo di lavoro. Le 2 travi, ciascuna del peso di 6.500 tonnellate, sono state caricate sulla chiatta Iron Lady di All Seas e inviate a Rotterdam, dove verranno installate sull'imbarcazione Pioneering Spirit. Già nel 2015 Cimolai aveva realizzato altre 16 travi, seppur diverse, per la stessa imbarcazione. Si tratta di un progetto avanguardistico di complessità notevole, sia per le sue dimensioni, sia per il materiale impiegato, acciaio con grado S690. Inoltre, essendo le 2 travi parti integranti di un sistema complesso, è stata richiesta un'altissima attenzione e precisione nel rispetto delle tolleranze costruttive. Completano il progetto sistemi di outfit elettrico, oleodinamico strumentale e la gestione delle casse di zavorra che permettono la loro rotazione. Per l'azienda friulana, guidata da Luigi Cimolai, si tratta di un'altra sfida vinta. Siamo al traffico, attenzione al grande controesodo atteso il prossimo fine settimana quando si stimano sulla A4 e sulla A23 che transiteranno oltre 20.000 vacanzieri italiani e stranieri di rientro dalle proprie ferie. Ma il terzo weekend agostano generalmente vede il classico ricambio di turisti, fattore che genera un notevole flusso di mezzi sulle autostrade anche verso le spiagge e le città d'arte. Per questi motivi le direttrici Trieste-Venezia e Udine-Palmanova sono le osservate speciali. Complessivamente si stima un afflusso di 186.000 transiti nella sola giornata di sabato, il 4% in più rispetto allo stesso sabato di 2 anni fa. La circolazione dei mezzi pesanti, lo ricordiamo, sarà vietata dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.
Spettacoli, successo ieri sera per il concerto che Angelo Branduardi ha tenuto ai piedi del Castello di Udine. Il cantautore e violinista ha chiuso la serata suonando e cantando Sciaracciule Maracciule, il tipico ballo friulano medievale risalente a prima del 1500. Il menestrello ha poi salutato gli oltre 600 spettatori con questa bella frase: non è mai troppo tardi per vivere un'infanzia felice. Sentiamo e vediamo un piccolo estratto. Scarazzule, marazzule, le lusigne, le cracule, le picciule, sinicciule, di polvare e sitacule, o scarazzule, marazzule, con la rucule, la crocule, le fantate e un trapule, il fantato un trapolone. Entra nel vivo il programma della 43esima edizione di Folkfest, che da domani fa tappa fissa a Spilimbergo. Tra il Teatro Miotto e il centro città si alterneranno gruppi e solisti per animare le vie e le piazze fino alla grande conclusione di lunedì con Enzo Avitabile. Vediamo. Qui partiamo giovedì 19 con la musica tra la gente, ovvero nei locali del centro storico, per animare e rianimare il centro storico, un gruppo in ogni locale praticamente che suonerà un po' in orario di aperitivo, un po' in orario dopo cena, in acustico rigorosamente, quindi sarà una cosa anche molto bella, molto a diretto contatto con il nostro pubblico. E poi da qui partirà tutta una lunga carrellata che prevede il 20 l'inizio del premio Alberto Cesa qui al Teatro Miotto, e poi il 21 e il 22 abbiamo Guitar International Rendezvous a DGPA Convention in Piazza Garibaldi, con annessa una mostra di liuteria con 12 liutai. Per chiudere tutto il 23 alle ore 20:30, dalle ore 20:30, quindi per tutta la nottata praticamente, e ci sarà il vincitore del premio Cesa, il gruppo Cui Acoustiche che presenterà il suo nuovo disco prodotto dall'etichetta Folkfest Dischi, e il premio alla carriera a Enzo Avitabile, che ovviamente farà alcuni brani del suo straordinario repertorio. Siamo andati all'estero, siamo andati in Slovenia, Capodistria, siamo andati da Auronzo, fuori regione, e chiaramente poi tutte le varie date in regione. Il pubblico nostro ci sta seguendo in maniera molto creativa, devo dire, anche perché ci vuole anche creatività per fare gli spettacoli in questo periodo, quindi bello, 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 bello. Questa edizione del telegiornale termina qui, rimanete con noi per A voi la linea, a dopo.